Ben ritrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo a Mereto di Tomba, come sempre. Naturalmente, prima di metterci in marcia, leggiamo insieme il settimanale in edicola quest'oggi, copertina dedicata proprio alla nostra regione, che è la Nuova Svizzera. Il caso della Civibank di Cividale, dove in pochi mesi sono stati depositati dai risparmiatori tedeschi milioni di euro. Noi friulani li teniamo fermi, ma per gli esperti è un errore. E poi, all'interno di questo numero, focus e approfondimenti su Cusignacco. Ecco il nuovo volto. Udine, l'area di Viale Palmanova, si sta rapidamente trasformando. Poi ospedale a misura di disabile, in questo caso ci siamo spostati a Gorizia con i servizi all'avanguardia del progetto Delfino. E all'interno del numero, in edicola quest'oggi, lo speciale Pordenone, il Friuli occidentale guarda al futuro senza dimenticare al suo passato. Il fascino discreto del forziere friulano, depositi milionari, risparmiatori tedeschi sbarcano in Friuli per spuntare tassi di interesse di gran lunga migliori di quelli garantiti nel loro paese, ed ecco il caso della Civibank di Cividale. Proposti conti di deposito a tempo di durata tra 6 mesi e 10 anni, e poi ecco qua 20-30 le migliaia di euro depositate in media dai tedeschi e 113 milioni di euro versati finora da 2041 cittadini germanici. I tassi nelle banche di tanti paesi europei sono molto più bassi che da noi. Il risparmio raccolto in Germania attraverso i portali Raisin viene utilizzato per finanziare famiglie e imprese della nostra regione. Nella pagina successiva però siamo andati anche a sentire un esperto, in questo caso Mario Fumei, consulente finanziario e private banker, che ci dà dei buoni consigli. Le raccomandazioni del consulente finanziario su come mettere a frutto il proprio denaro: non fate l'errore di tenere fermi i soldi, l'importante è pensare a lungo termine e non pretendere alti rendimenti a basso rischio, perché di fatto non esistono. I titoli di Stato italiani garantiscono rendimenti più elevati, ma sono soggetti a fluttuazioni dello spread e convengono solo se si ragiona in prospettiva, e questa insomma l'opinione. Proseguiamo con la lettura del giornale, ci spostiamo a Udine, a Cusignacco, che sta letteralmente cambiando pelle. Ecco qui un reportage anche fotografico con cui abbiamo documentato le trasformazioni che stanno interessando quest'area vicina a Viale Palmanova, che si sta rapidamente trasformando da arteria di accesso in città con molte attività produttive a zona a forte vocazione commerciale, e i piccoli negozi della frazione avvertono il peso della concorrenza, naturalmente appunto a livello commerciale. Abbiamo sentito anche il vice sindaco di Udine, Loris Michelini. L'amministrazione di Udine pensa a una serie di eventi per attrarre pubblico nei quartieri periferici e dare slancio al commercio al dettaglio. Ci spostiamo invece all'interno, nel cuore del settimanale, che questa settimana è dedicato al Pordenone, nello speciale appunto dedicato al Friuli occidentale, il futuro dietro l'angolo, tradizione e innovazione. Pordenone e la sua provincia hanno due anime che convivono amabilmente, per questo gli aspetti più legati al passato e alla cultura lasciano spazio al futuro e all'economia delle grandi imprese. All'interno del numero in edicola quest'oggi anche l'inserto Family Salute, ed ecco qui come difendersi dalle ondate di calore. Anche in Friuli Venezia Giulia è arrivata l'estate, e che temperature appunto ben al di sopra delle medie stagionali, che per in particolare le categorie più a rischio come anziani e bambini possono diventare un nemico insidioso. Ed ecco allora qualche consiglio per far fronte alla calura, in particolare di questi giorni, di questo fine settimana. Cultura, riflessioni di un alchimista, Sergio Scabar, protagonista della prima personale a suo nome a Gorizia. 300 immagini per raccontare un artista che ha fatto della sua fotografia uno strumento di indagine e riflessione, ottenendo esemplari unici caratterizzati da tonalità scure, di cui appunto vedete un assaggio. E invece parliamo di musica nella doppia pagina degli spettacoli. Qui una volta era tutto un festival. Dove ci porta Andrea Ioime a Sesto Unplugged, una delle poche rassegne regionali sopravvissute alla fine del periodo d'oro dei live estivi in Friuli Venezia Giulia, grazie a scelte artistiche originali e uniche, puntualmente segnalate dalla stampa di settore. Si comincia il 2 luglio con la voce degli Smashing Pumpkins, Billy Corgan, e poi insomma una bella scaletta di concerti. Borghi Swing, il jazz vissuto nel territorio. Invece la rassegna qui a Marano Lagunare, che prende appunto il via proprio oggi, venerdì 28. Adesso insieme a Tiziano Campigotto andiamo a Mereto di Tomba e andiamo a conoscere la nostra edicolante del giorno per l'ultimo appuntamento della stagione di Edicola Friuli. Venite con noi.
Eccoci qua accanto a me Pierina, che è la titolare di questo negozio, di questa edicola. Siamo nel cuore di Mereto di Tomba e abbiamo visto che ci sono tante attività commerciali e anche una mostra, insomma c'è un centro vacanze, ci sono tante cose nel paese, un paese vivo. È un paese che cerca di darsi da fare per coinvolgere i ragazzi, la popolazione. E in paese abbiamo diverse iniziative, abbiamo una mostra qua in piazza dei Castellieri dove oltre a far vedere l'interno della mostra portano le persone a visitare i Castellieri a piedi o con le macchine, però gli fanno fare tutto il giro. Poi in questo periodo abbiamo la rassegna corale a Tomba, che è molto interessante, ci arrivano diversi cori e poi il coro di Tomba è un ottimo coro. Il centro estivo, forse ve ne hanno già parlato, ma qui abbiamo un centro estivo in cui confluiscono tantissimi ragazzi anche dai paesi vicini, dai comuni vicini, perché è molto ben organizzato, fanno una festa finale con schermi, piscine qui in piazza e tante piccole attività per tenere vivo il paese durante l'estate. Il numero in edicola questa settimana nel Family Salute non potevamo esimerci dal parlare del caldo, allora ci si divide, ovviamente il caldo è tanto, le temperature sono da record, però c'è a chi piace e a chi non piace. Tu da che parte stai? Io sto dalla parte del caldo. Questo è effettivamente un caldo eccessivo, stiamo raggiungendo i 40 gradi, quindi si vede anche la popolazione che non si muove tanto perché... Scusami, e i tuoi clienti, quelli più anzianetti, eccetera, sono bravi, obbedienti o si muovono invece negli orari di punta, all'insaputa magari dei figli? Si muovono negli orari di punta, purtroppo qualcuno si muove negli orari di punta, arriva tutto accaldato, però la mattina presto la maggior parte arriva oppure viene verso sera, infatti negli orari del caldo, ma non si vedono neanche le macchine tanto circolare in questi paesi. Poi comunque se vengono qua trovano fresco, due chiacchiere in compagnia, il bello è anche quello. Il climatizzatore al massimo, questo sicuramente, magari un po' la porta aperta, ma il climatizzatore al massimo. Caldo africano, quali sono le regole per gli over 65? I consigli che danno è non esporsi al sole dalle 11 fino alle 16-15 del pomeriggio, perché picchia e basta, non c'è niente da fare. E bere tanto anche. Quella è acqua ovviamente. Sì, no, la medicina, perché il corpo dicono che manda fuori il liquido per suo conto e noi dobbiamo idratarsi, perché anche sul giornale di oggi c'è a Trieste, mi sembra che una persona ha subito le conseguenze, no? Senta, lei obbedisce, segue queste regole, sta a casa tranquillo pomeriggio o le sa tutte e poi fa quello che gli pare? No, seguo le regole perché trasgredirle quest'anno è proprio difficile, è rischioso. Allora, tu abiti qui a Mereto di Tomba da diversi anni, hai anche un'attività eccetera, però sei straniero, come ti trovi, come sei stato accolto, come ti sei trovato in questa realtà? Beh, io qua sono da circa 4 anni a Mereto di Tomba con l'attività di Mondo Pizza, il taglio per esporto. Sì, mi trovo benissimo, i cittadini di Mereto mi hanno accolto benissimo. Sì, lavoro, abito qua da quasi un anno, sono trasferito a Mereto, mi trovo benissimo. Ma come è cambiato nel tempo, non so, l'accoglienza o comunque quando sei arrivato tu 20 anni fa e più e com'è adesso la situazione, come la percepisci? Beh, il cambiamento io non vedo grandi robe, ma anzi è sempre nel meglio, però nel punto di guardia degli stranieri, poi uno se cerca di lavorare che faccia i suoi lavori, non c'è nessun punto di vista perché è straniero. Io quelle robe lì non hai vissuto? No, non le ho vissute e non le vedo. Accanto a me l'assessore ai lavori pubblici di Mereto di Tomba, buongiorno, c'è una mostra molto interessante. Sì, che parla del nostro territorio, dei Castellieri, che sono questa nostra realtà assieme alla Tumore che fa parte di Mereto di Tomba.
È stata allestita sempre con la Banca Ter che ha dato la disponibilità dei suoi locali. All'interno parla di, come ho detto prima, dei Castellieri e della Tumbre. Sono villaggi protostorici di 3500 anni fa, e così insomma si dà un valore insomma ai nostri territori, e il nostro compito è quello anche di valorizzare queste nostre realtà e portarle a conoscenza anche a persone che non le conoscono. Ecco, questo è l'obiettivo principale. Pierina, noi concludiamo qui la nostra stagione di Edicola Friuli insieme a te praticamente, quindi volevo salutare il nostro pubblico e tutti gli edicolanti che in questi mesi hanno partecipato. Ovviamente torneremo a settembre con qualche novità. Ringrazio naturalmente il mio compagno e fedele regista Tiziano Campigotto, che è dietro ovviamente l'obiettivo, e tutti i tecnici che si sono alternati. Grazie Pierina per l'ospitalità. Grazie anche a voi di essere venuti a concludere la vostra trasmissione qua, grazie al Friuli e grazie a Telefriuli di essere venuto a Mareto a far vedere questo bellissimo paese. Grazie a voi, naturalmente l'augurio a tutti quanti di una buona estate, ci vediamo a settembre, ciao.